Amici all'ascolto, buon pomeriggio dallo stadio Saraceno di Ravanusa per questa seconda giornata di campionato del campionato nazionale dilettanti Serie D Girone I. Ad affrontarsi il Licata Calcio che gioca in casa, se così possiamo dire, visto che giocherà per gran parte del campionato nello stadio di Ravanusa per l'impossibilità di utilizzo dello stadio Dino Liotta di Licata per lavori di ristrutturazione. Ad affrontare il Licata si presenta oggi al Saraceno il Real Casalnuovo. Subito pronto Pedalino che scarica su Bonavita, che viene affrontato da Murgia, gli ruba il pallone e serve Saito sulla sinistra. Saito sta per entrare in aria, lo fa adesso. Saito si guarda un po' in mezzo, scarica Minacori, il tiro e il gran gol del Licata. Il gran gol del Licata ha segnato Calogero Minacori. Minacori a portare il Licata in vantaggio con un pregevole calcio di destro sotto l'incrocio alla sinistra del portiere Rossi al minuto 8 di questo primo tempo. Quindi l'X blocca il risultato al Saraceno. Licata 1, Casalnuova 0. Ha segnato Calogero Minacori. Una novità perché è stato sempre Rotulo a battere calcio d'angolo, va Murgia, si appoggia sul rotolo però ed ecco Rotulo sempre in possesso di palla, supera il suo avversario, entra in area, Rotulo va al tiro e c'è il raddoppio del Licata, il raddoppio del Licata, Licata 2, Casalnuova 0, se l'è inventato Rotulo, se l'è inventato tutto Rotulo questo gol, ha saltato il primo avversario, ha saltato il secondo, si è presentato davanti al portiere e ha insaccato sul palo lontano. Grandissimo approccio del Licata su questa partita. Ritrova spazio, diventa implacabile, mette in mezzo a cercare Rotulo che di testa ci prova sul palo più vicino, è costretto a tornare indietro, un pallone azzardato verso il portiere, poi è Saito che pecca di troppa leggerezza, poteva Sosa in verticale, bellissimo il passaggio che poi finisce a pinna, ma c'è il grande intervento di Federico Valenti. Cerca il Saito in verticale, ci pensa Murgia, ma il pallone va a finire a Minacori che lo mette in mezzo per Rotulo, tu per tu col portiere, Rotulo, Saito, sbaglia, appoggia sul Rotulo, Rotulo su Orlando, è uno schema che trova ancora Murgia che di prima rimette in mezzo, forse un po' troppo lungo, c'è Lanza ad intervenire con la coscia e poi si esibisce in una spettacolare rovesciata che però Casalnuovo che si distende con Pezzi sul centrocampo, una prateria, palla verso il proprio compagno, il tiro e c'è il gol del Casalnuovo dal limite dell'area, scoccato un fendente a rete, parte Reginaldo, il suo tiro, facilissima la presa di Valenti, larga su Saito, 3 contro 2 del Licata, pallone ancora per Rotulo, al centro c'è Minacori, tutto solo, Minacori non arriva sul pallone, lo vedo, Figa si accentra al nuovo entrato Camorani, pallone in mezzo, Smanaccia che va in solitario in progressione centrale, pallone verso Vari, 1 contro 1, pallone che viene bloccato di questo pareggio. Piga mette in mezzo, Valenti interviene, una lotta a centrocampo, ecco Vari e finisce qua. Licata batte Careal Casalnuovo senza non poche difficoltà onestamente per 2-1 grazie alle reti siglate da Minacori e Rotulo nel primo tempo e di Castellano nel primo minuto di recupero sempre del primo tempo.